Sì, adesso siamo sul tetto, aspettiamo l'elicottero che ci venga a prendere. Immagini impressionanti quelle dell'alluvione in Emilia-Romagna, che arrivano anche dai 7 volontari della Protezione Civile partiti da Crespano e Montebelluna, corsi in aiuto alla popolazione. I nostri colleghi di Montebelluna e di Crespano stanno operando a Riolo Terme, dopodiché appunto sono stati spostati a Brisighella e nel pomeriggio andranno a Faenza, perciò praticamente c'è un continuo spostamento perché man mano che l'acqua defluisce, diciamo, i volontari vengono impegnati dove c'è più bisogno. A questo momento stanno svolgendo attività di svoltamento scantinati e di aiuto alla popolazione. Ci hanno preallertato per un prossimo partenza per domenica. Noi come Protezione Civile siamo sempre vicino alla popolazione e basta chiamarci e partiamo. Preallertati e già pronti a partire. Terminato in mattinata il briefing con la sala operativa della Regione Veneto per organizzare le forze e i mezzi che domenica partiranno alla volta dell'Emilia-Romagna per aiutare la popolazione colpita dalla forte ondata di maltempo. La Regione prevede di mandar via 1, massimo 2 squadre per provincia. Vengono richieste praticamente 3 attività, una che è la squadra A e B per polizia strade, perciò moduli molto speciali, poi dei colleghi che si possono occupare di movimento terra, perciò con escavatori, perché c'è da tirare via molto fango, e poi le solite squadre, quelle più generaliste, più generiche, per quanto riguarda svuotamento di scantinati e ripristino delle case con motopompe e idropompe.